Un voto che fa discutere, un voto che fa naturalmente litigare, contrapponendo la sinistra alla destra e tutti gli schieramenti politici. Quello del 22 ottobre, un voto in cui i veneti saranno chiamati ad esprimere la propria scelta sull'autonomia. Un messaggio chiaro per il governo centrale di Roma o solo fumo negli occhi? Per scoprirlo seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Allora, io è da qualche anno ormai che mi sono laureata in giurisprudenza a Padova, presso l'Università di Padova, con una tesi avente ad oggetto lo Statuto della Regione Veneto, quindi per l'amore che ho nei confronti della mia regione. Quindi io sono un'autonomista convinta e voto sì. Perché sì? Voto sì perché sostengo che il principio fondamentale è che la ricchezza che si produce deve rimanere sul territorio dove si produce. E di conseguenza i veneti, che hanno grande capacità, grande laboriosità, devono in qualche modo essere responsabili anche di quello che loro producono e deve rimanere sul territorio. A dire il vero, già anni fa la Regione Veneto aveva tentato di vedersi riconosciuta maggiore autonomia. E già con i governi democristiani che abbiamo avuto nella Regione Veneto si era richiesto un maggiore riconoscimento appunto in termini autonomistici, e anche Galan, devo dire, aveva tentato in qualche modo di vedere il Veneto, nel Veneto maggiore autonomia, se non che sempre la Corte Costituzionale ha in qualche modo bocciato, respinto qualsiasi tentativo di indire dei referendum che avessero appunto ad oggetto l'autonomia del Veneto. Finalmente adesso alcuni giudici della Corte Costituzionale sono cambiati e quindi abbiamo visto una maggiore apertura. Ecco perché riusciamo finalmente ad andare ad esprimere il nostro parere come veneti a favore dell'autonomia della nostra regione. E quindi andiamo e sosteniamo l'autonomia. I veneti andranno a votare? Io spero di sì, sento in giro comunque la voglia di esprimere questo sentimento, che è un sentimento collettivo che ormai è radicato tra la nostra gente da sempre, da decenni, a prescindere dal colore politico, perché chi è veneto ama il proprio territorio a prescindere. E dopo? E dopo noi adesso con il referendum diamo mandato ai nostri rappresentanti regionali affinché a livello nazionale facciano prevalere le istanze venete e in qualche modo quindi riescano a ottenere l'autonomia che noi stiamo chiedendo. Un'autonomia che è soprattutto di natura finanziaria, perché noi chiediamo questo, cioè non solo che il Veneto abbia la possibilità di fare delle norme che vadano a disciplinare la vita della nostra regione, ma noi chiediamo soprattutto l'autonomia finanziaria, l'autonomia economica, cioè quello che viene prodotto, come dicevo prima, le tasse che noi paghiamo devono rimanere su questo territorio. Poi i veneti avranno la responsabilità di gestirle al meglio e i governi che ci saranno cercheranno quindi di adottare quelle che sono le misure adeguate al territorio e poi i cittadini decideranno se sia governato bene o male. Ma quando c'è federalismo, quando c'è autonomia, c'è sempre poi un principio di responsabilità, perché si vede direttamente l'operato di chi amministra e c'è l'opportunità di vedere dove vengono spesi i propri soldi, a differenza di quello che può accadere in uno Stato centralista dove tutti i flussi di denaro vanno verso il centro e difficilmente poi si riescono a controllare. Poi in realtà i veneti daranno un segnale chiaro e a mio avviso molto dipenderà, per carità, dal numero delle persone che andranno a votare, ma poi il messaggio sarà evidente, sarà a favore del sì, perché c'è questa coscienza presente nella nostra regione da parte dei nostri cittadini di esprimere una maggiore autonomia. Dopo è vero che dipenderà dalle trattative che si riusciranno ad instaurare a livello romano, perché poi è lo Stato centrale che decide quanta autonomia concederti. Allora la bravura sta anche dei nostri rappresentanti per riuscire a conseguire quello che è il risultato che noi da sempre chiediamo. È vero che poi dipende anche dal momento storico, se ritroviamo dall'altra parte degli interlocutori che riescono a sentire le nostre istanze. Però quello che io continuo sempre a dire, mi capita anche in questi anni perché è da un po' di anni che ho l'opportunità di fare amministrazione pubblica, l'autonomia è fondamentale e noi non ci dobbiamo mai stancare come veneti di portare avanti quelle che sono le nostre istanze. Al referendum io non andrò a votare e inviterò tutti i nostri concittadini a non andare a votare. Scegliamo quindi di astenerci da questo referendum, perché questo referendum non si tratta d'altro che di una truffa. Perché non si tratta di una truffa, perché con questo è un referendum consultivo che non darà nessun tipo di autonomia al popolo veneto.
non garantirà nessun'altra modifica in questo momento e si tratta solamente di uno spreco di soldi. Vengono spesi oltre 14 milioni più tutte le spese di comunicazione per questo referendum, per chiedere un'autonomia che poi in verità non potrà arrivare così, perché basterebbe sedersi a un tavolo con il governo e intavolare una serie di negoziati per richiedere l'autonomia. La domanda è: perché allora Zaia, Lega Nord e tutti coloro che ci hanno governato negli ultimi 22 anni non l'hanno fatto mai prima e arrivano adesso a presentare un referendum per poi andare oltre e richiedere un'autonomia al governo? Assolutamente non c'è nessun motivo ed è semplicemente uno spreco di soldi. Si tratta di un plebiscito sulla figura di Zaia, su chi ci ha governato negli ultimi 22 anni e ha accumulato una mala gestione davvero terribile. Pensiamo semplicemente al Mose, alla Pedemontana, al scandalo delle banche popolari. E questo referendum serve solamente per dare ulteriore potere a questa cricca di gente che ha continuato a governare la nostra regione, e questo noi non possiamo permetterlo, e quindi su questo si baserà il referendum, non tanto sul sì o no, ma quanto su quanta gente andrà a votare. E per questo è importante non andare a votare, astenersi dal voto e non dare questo segnale. Non perché noi siamo contro l'autonomia, anzi ci mancherebbe, noi vogliamo un'autonomia che sia veramente a livello locale, delle comunità. Con questo referendum invece si cerca semplicemente di trasformare Venezia in una piccola Roma, e quindi che poi appunto senza poterci riuscire, perché è un referendum consultivo che non garantisce nessuna applicabilità successiva di questa autonomia tanto decantata, però che comunque immagina anche questo una scia di governo molto centralizzato, a Venezia sì e non a Roma, però centralizzato, e questo insomma è quello che non possiamo permettere. I veneti andranno a votare? Noi pensiamo e siamo convinti che i veneti capiranno questa grande truffa, questa grande presa in giro e questo enorme spreco, e per questo si asterranno dal voto e, non andando a votare, daranno il miglior segnale a chi ci sta governando, a chi ha scelto comunque di sostenere anche la posizione del sì, e a chi insomma questa regione la vive per davvero, e quindi cercherà di dare un messaggio contrario a questo grande spreco, a questa cosa inutile, per una vera autonomia, non andando a votare. E dopo? E dopo non può succedere assolutamente nulla, ma in qualunque dei tre scenari possibili, che vincesse il sì o il no, oppure che si astenessero la totalità degli elettori, perché appunto questo, essendo un referendum consultivo, non permette di cambiare le cose. C'è un quorum da raggiungere, secondo il cui poi la regione dovrebbe discutere di questa cosa all'interno del Consiglio regionale. Non che nulla le vieti di farlo già ora o già di aprire dei negoziati, ma che parlino, che dicano qual è l'autonomia che vogliono. Non ce lo stanno chiedendo, ci stanno chiedendo: vuoi più autonomia, sì o no? A questo noi non daremo una risposta, perché non c'è risposta e non c'è nessun dopo.